Salve a tutti, benvenuti a Cacio e Palio On Air da Cacio e Pere, secondo anno, seconda edizione. E con molto più sole, non a caso abbiamo gli occhiali. Sì, questo è il nuovo format di Cacio e Palio, l'esperimento di micro TV territoriale giunto alla sua seconda edizione. Ci occupiamo di approfondimenti durante la mattina, di intrattenimento, musica, soprattutto durante il pomeriggio, cultura. Diciamo che tutte le realtà di Siena che si distinguono per l'eccellenza che rappresentano il loro settore, per l'originalità e la creatività delle loro proposte, di ciò che cosa hanno a dire, sono oggetto della nostra attenzione in questi 4 giorni. Non a caso abbiamo un palinsesto densissimo che spazia, voglio dire, dall'imprenditorialità territoriale, quindi start-up, ma anche arte, cultura, musica e palio. Esatto. È Cacio e Palio 2014. Durante la mattina ci vedrete in esterna, in varie location, a parlare di cooperazione internazionale. Siamo stati al Cavaliere Errante, dall'Osteria del Buon Governo a parlare del pugilato a Siena, e oggi decolliamo col nuovo palinsesto. E tra l'altro sì, oggi ci sarà anche un contenuto in esterna girato alla scuola di lingue Leonardo da Vinci, con degli sketch molto simpatici di amici stranieri che vengono in Italia a imparare l'italiano e che ci hanno veramente fatto divertire, ci siamo divertiti insieme. Tra l'altro lo vedremo dopo con una nostra nuova anchorman, si può dire, se noi siamo i primissimi, gli sperimentali. E Nicola, abbiamo dei nuovi amici che ci aiuteranno a fare Cacio e Palio. Sì, perché questa è una televisione fatta da gente comune che vuole parlare di varie tematiche, fra cui abbiamo anche degli interventi musicali con Meet the Nobbers. Avremo anche Antonino in console alla fine del palinsesto. E quindi niente. Meet the Nobbers, che tra l'altro stiamo sentendo un po' sotto, che sono un duo, Andrea locale, due musicisti. È una realtà della musica elettronica senese, e di musica parleremo oggi tanto, e cominceremo a farlo con l'intervento di Massimo Migliorsi. Quale modo migliore per cominciare a parlare di musica a Siena, che ci parlerà del suo lavoro che sta producendo, che sta costruendo. Quindi immaginiamoci un inventario sugli eventi musicali di Siena negli ultimi 50 anni, quindi un lavoro veramente eccezionale, anzi più di 50 anni. Poi verrà Gaia Pasi, parlerà di arte contemporanea, poi ci sarà una tavola rotonda. Ci sarà una tavola rotonda e mi aiuterà in questo una nostra amica che si chiama Morava e che poi vi presenteremo, e mi aiuterà a mediare in questo tavola rotonda afferente ad un blog nato 4 anni fa grazie al contributo di più artisti e DJ e organizzatori di eventi e gestori locali qui nostri territoriali di Siena e provincia. E dopo un bel po' di tempo che siamo stati silenti, abbiamo deciso di ritirarlo in ballo e di riparlare per vedere e capire quali sono i nei, quindi i no e i pro di fare musica a Siena. Quindi fare musica a Siena e vorrei fare musica a Siena. Perfetto. Poi verrà Antonio Marchi a curare una rubrica Be Underground, che parlerà dell'evoluzione e dello sviluppo della musica techno, divisa in 3 puntate. Oggi parliamo della scena di Detroit della Gran Bretagna, per poi arrivare a Musicology, ritratti sonori, con i Meet the Nobbers, che racconteranno il loro percorso di produzione, affiancato poi dalla performance, dove ci proporranno quello che hanno fatto in questi anni, e noi saremo lieti di ascoltarli. Per chiudere, alle 7, Aneddoti di Palio con Francesco Zanibelli, che avremo poi domani in diretta, e ci parlerà un po' di quello che sta avvenendo in piazza, di quello che è avvenuto oggi. Sono stati assegnati i cavalli, c'è già fermento a Siena e quindi dovremo parlare, sarà giusto parlare, parliamo di Palio, ecco. Perfetto, allora, pronti per decollare tra 5 minuti con Massimo Bigliorsi. E noi vi salutiamo dal sole delle Seychelles, perché qui è come vivere alle Seychelles, siamo in vacanza praticamente.